Buongiorno, buonasera a tutti, benvenuti al secondo appuntamento di Io resto a casa Shakespeare. Siamo alla seconda fase, The Place, quindi il racconto di un'opera ogni giorno per 10 giorni. Abbiamo cominciato ieri con Pericle, principe di Tiro. Proseguiamo oggi con una splendida commedia di William Shakespeare dal titolo La 12ª notte o Come volete. Non sono io a raccontare di questa storia, ma con me ci sono le nostre amiche. Ciao Anna, ciao Giulia, benvenute. Ciao. Buonasera a tutti. Eccoci Ciao a qui per raccontare una nuova avventura, una nuova storia in questo format, in questa modalità che abbiamo fatto partire con cani che girano per la casa, eccetera, eccetera. Ma insomma, Bambini che cercando arrivano. di portare la 12ª notte o come volete all'interno delle case, non solo con il racconto della 12ª notte, ma anche con l'interpretazione di un dialogo. Allora, io faccio un passo indietro e lascerei a voi di raccontare un po' la storia di questa 12ª notte. Magari intanto faccio passare alcune diapositive che raccontano come è stata illustrata storicamente. Grazie mille Solimano. Allora io ci tenevo a dire che io e Anna era molto tempo che volevamo fare la 12ª notte. Io ricordo quando ancora si poteva andare a cena, io e Anna che ci siamo dette ma quanto ci piacerebbe fare Olivia e Viola. E poi fatalità è successo appunto di poter andare in scena molto velocemente, vero Anna? Esatto, più velocemente di quello che ci si aspettava. Adesso speriamo Esatto. poi di farlo magari su un palco, vero? Prima o poi, Esatto, però ma prima o poi sicuramente succederà. sì, Allora, dunque, oggi siamo in Illiria, vero Anna? esatto. Che cos'è l'Illiria, scusate? Allora, L'Illiria, geograficamente, qua può partire colonna sonora alla Super Quark, l'Illiria è una regione dei Balcani, però diciamo che nell'epoca elisabettiana non era tanto importante dove fosse questa Illiria. Solo il nome di questo posto, Illiria, già evocava quest'isola esotica, quindi diciamo le orecchie di uno spettatore elisabettiano era questo luogo esotico. come Verona, diciamo, nel senso che Verona e Illiria più o meno erano zodelà, Sì, come si esatto, suol esatto. dire. Ecco, forse l'unica differenza è che a Verona non c'è il mare, purtroppo, Illiria invece è circondata perché è un'isola. E, Esatto, però diciamo che era proprio, suonava esotico. esatto, e che questa è la cosa più importante, perché Scusate, sì, Sì, quindi c'è una localizzazione anche fisica di questa Illiria, cioè hanno Balcani. immaginato dove potrebbe essere stata? sì, dovrebbe Sì, sì, essere tipo la Croazia, i Balcani, una cosa esatto, così. esatto, sì. Sì, sì. Ok, grazie. Inizia tutto con un naufragio.
con un naufragio di Viola che appunto fa naufragio. Con il suo fratello gemello, che è Sebastian, e tutto appunto parte da questo naufragio. I due sono molto legati, questi due fratelli, e vengono separati da questo naufragio. Uno appunto approda in una parte dell'isola e l'altro nell'altra. Entrambi credono che il rispettivo fratello sia deceduto durante questo naufragio. Esatto. Viola, quindi parlo per me, visto che interpreto questo personaggio, decide dall'inizio, un po' per sopravvivere, un po' perché sa qual è anche la condizione femminile, di esplorare quest'isola travestita da uomo. Ed è così che proprio già dal primo atto lei va alla corte di Orsino, che è il duca di quest'isola, e viene assunta come paggio per il suo travestimento. Ecco, è importante dire che Viola e Sebastian sono fratelli identici, sì. Per cui praticamente Viola vestita da uomo altro è che Sebastian. Esatto. Questo perché ci sarà bene importante quando andremo avanti. E siamo arrivati alla corte di Orsino. Orsino langue per Olivia, che è il personaggio che appunto interpreterò io questa sera. Olivia però è in lutto per la morte del fratello, ha deciso di appunto osservare 7 anni di lutto. E appunto, nonostante la corte molto pressante del duca Orsino, uomo insomma grandemente stimato, eccetera, lei ha assolutamente chiuso tutte le saracinesche possibili. Lei proprio non ci pensa assolutamente a sposarsi, è chiusa dentro di sé. Sì, andiamo avanti, arriviamo praticamente già alla scena che vi presentiamo. Esatto. Orsino che appena conosce... non abbiamo detto una cosa molto importante, che Viola quando si traveste si fa chiamare Cesario, quindi diciamo che Viola interpreta appunto questi due personaggi, sia se stessa, Viola, ma appunto diventa Cesario quando è travestita da uomo. E Duca di Orsino quando conosce questo Cesario è già molto... ben, come si dice, ben predisposto nei confronti di questo giovane, tant'è che gli chiede, visto che nota in questo Cesario delle doti anche di buona dialettica, eccetera, di andare egli stesso a portare un messaggio d'amore a questa Olivia. Quindi la scena che noi vediamo è già nel primo atto, alla fine del primo atto, e appunto... Scena 5. Esatto, la scena 5, c'è l'incontro tra Viola e Olivia. Appunto, quindi Viola. praticamente vedrete, esatto, una donna travestita da uomo che fa la corte a una donna che la crede un uomo. Esatto. E qua poi, come dire, è molto interessante anche analizzare questa cosa, no? Poi cerchiamo anche di essere brevi, però era anche, insomma, dobbiamo immaginarci che comunque nell'epoca elisabettiana, come tanti sappiamo, erano gli uomini che facevano anche i ruoli femminili. E quindi tutto questo travestimento creava dei confondimenti anche nel pubblico a livello sessuali molto forti. Esatto, perché infatti era un attore uomo che faceva la parte di una donna, che faceva la parte di un uomo, e un attore uomo che faceva la parte di una donna. Quindi, giusto per capire... già qui c'era, diciamo, da muoversi parecchio. Sì, esatto, c'era ben da muoversi, insomma. Va bene, allora... Io direi che il prosieguo dell'opera lo raccontiamo dopo la rappresentazione del primo. Sì, esatto. Giusto, del primo atto, siamo alla fine del primo atto. Sì. A me piace ricordare che fui Malvolio nel 1998 al Teatro Romano. E quindi, insomma, vi ringrazio di aver preso quest'opera e avermi permesso di rimetterci la testa e rimetterci le emozioni. Ma noi ti ringrazieremo quando ci darai poi l'opportunità di metterlo in scena al Teatro Satirov, quindi... certo, ci mancherebbe. Io ti voglio vedere da Malvolio, perché secondo me eri fantastico come Malvolio. Va bene, dai, proveremo a recuperare qualche immagine. Esatto. Va bene. Allora, adesso io... Chi è di scena? Sì, diamo il chi è di scena e il tempo per voi di prepararvi. Allora, ci siamo. Come vedete, intanto stanno andando queste immagini legate alla
modalità di raccontare la 12ª notte nel passato. Abbiamo scelto di utilizzarle anche perché richiamano un po' l'iconografia che è stata anche usata anche ultimamente. Alcuni invece riferimenti, ricordo questo è un quadro che è stato esposto in un'importantissima Shakespeare nell'arte a Ferrara qualche anno fa, e intanto io sto guadagnando tempo, sostanzialmente questo l'avete capito, e spero, vedo che le nostre attrici sono pronte, mi fanno cenno di sì, quindi questa volta tocca a me scomparire e a presentarvi l'incontro tra Viola e Orsino nella 12ª notte. La stimata signora della casa. Chi è tra di voi? Parlate con me. Risponderò io per lei. Cosa desiderate? Sommamente radiosa, squisita e impareggiabile bellezza. Ditemi, ve ne prego, se è questa la signora della casa, poiché mai la vidi? Sarei desolato di buttare al vento il mio discorso, che oltre ad essere magistralmente scritto, mi sono dato gran pena di impararlo a memoria. Amabili, belle signore, non esponetemi al ridicolo, sono molto suscettibile anche alla minima scortesia. Di dove venite, signore? Ben poco posso dire oltre a ciò che ho studiato, e questa domanda non rientra nella mia parte. Voi, che siete così gentile, datemi una ragionevole assicurazione che siete la donna di questa casa, perché io possa proseguire nel mio discorso. Siete un attore? No, in assoluta sincerità, per il dente avvelenato della perfidia, vi giuro che non recito. Siete voi la signora della casa? Se non ne impersono il ruolo, lo sono. Se lo siete, senza alcun dubbio avete recitato una parte che non è la vostra. Infatti, ciò che avete diritto di concedere non avete diritto di negare, ma questo non fa parte del mio messaggio. Proseguirò nel discorso in vostra lode e vi presenterò poi il nocciolo del mio messaggio. Venite al punto, vi dispenso dalle lodi. Ho faticato molto per impararlo e vi è in esso della poesia. Tanto più quindi sarà fantasioso. Mettetelo da parte di grazia. Ho saputo che siete stato impertinente alla mia porta e avete fatto sì che il vostro arrivo suscitasse più stupore che desiderio di ascoltarvi. Se siete fuori di senno, andatevene. Se avete il dono della ragione, siate breve. Non è per me la fase della luna che mi renda tale da proseguire in un dialogo così fatuo. Senza dubbio recate qualche spiacevole ambasciata, vista la temibile cortesia del vostro preambolo. Ditemi ciò che dovete. È solo per le vostre orecchie. Non reco dichiarazioni di guerra né imposizioni di omaggio. Porto il ramo d'ulivo nella mano. Le mie sono parole di pace nella sostanza. Pure il vostro inizio è stato scortese. Chi siete? Che cosa volete? La scortesia che apparse in me l'ho presa dall'accoglienza ricevuta. Chi sono e cosa voglio? Sono segreti, come la verginità. Un discorso sacro per le vostre orecchie, una profanazione per le altre. Lasciateci soli. Ascolteremo questo discorso sacro. Dolcissima signora,
Una rasserenante dottrina di cui si potrebbero dire molte cose. Dove si nasconde il vostro testo? Nel cuore di Orsino. Nel suo cuore. Beh, in quale capitolo del suo cuore? Per rispondere a tono, nel primo del suo cuore. Oh, l'ho letto, è un'eresia. E non avete altro da dire? Gentile dama, lasciatemi vedere il vostro viso. Avete forse qualche commissione del vostro signore da trattare col mio viso? Ora state andando fuori tema, ma solleveremo la cortina per mostrarvi il quadro. Guardate, signore, tale ero in data odierna, non è ben fatto? Fatto magistralmente. Se è tutto opera di natura. Ah, è in tinta indelebile, signore. Resiste al tempo e al vento. Certo è beltà di autentica armonia, il cui rosato e bianco la natura con la sua stessa abile e tenue mano ha dipinto. La più crudele del mondo siete voi, signora, se alla tomba trarrete queste grazie, senza che al mondo ne lasciate copia. Oh, ma non sarò così spietata. Distribuirò vari elenchi della mia bellezza. Sarò catalogata e ogni sua minima parte suppellettile allegata al mio testamento. Per esempio, 2 labbra di normale color rosso, 2 occhi grigi con relative palpebre, un collo, un mento e via così. Siete stato mandato per valutarmi? Ben vedo come siete. Troppo altera. Ma foste anche il demonio. Siete bella. Vi ama il mio signore e il mio padrone. Tale amore il suo dovuto avrebbe ricompensa, seppur vi proclamassero regina insorpassata di bellezza. E come mi ama? Con adorazione, e lacrime copiose, e gemiti che gridano alto il suo amore con sospiri infuocati. Egli ben conosce il mio pensiero. Non posso amarlo. Pur se lo ritengo dotato di virtù e ne conosco la nobiltà, la copiosa ricchezza, la fresca e intatta gioventù, di lui si loda la generosità, la sua cultura, il suo coraggio e l'avvenente aspetto, è persona di garbo, eppure non posso amarlo. E già da tempo accettare doveva la risposta. Ma se io vi amassi con lo stesso fuoco che lo divora, tale sofferenza e sì ferale pena, insensato mi apparirebbe questo vostro diniego. E in verità non lo comprenderei. E cosa vorreste dunque fare? Costruirei una capanna di salici dinanzi la vostra porta e invocherei l'anima mia rinchiusa dentro la casa. Scriverei immortali canzoni su un amore disprezzato che con voce spiegata canterei nel cuore della notte. Invocherei il nome vostro fino a che ne risuonassero le colline e l'aerea mormorante ciarliera ripetesse il nome Olivia. Nella terra, nell'aria vi darebbero pace fino a quando pietà di me voi non avreste. Molto potreste fare. E com'è la vostra estrazione? Al mio destino è superiore e comunque di buon rango. Sono un gentiluomo. Tornate dunque dal padron vostro. Non posso amarlo e che più non mi invii altre ambasciate, salvo che per caso voi non torniate a dirmi in quale modo egli ha reagito. Addio. E vi ringrazio per il disturbo che vi siete preso. Questo è per voi da spendere il mio nome. No, no, non sono messo che accetta mercede, signora, conservate il vostro oro. Non sono io, bensì il mio padrone che dovrebbe ottenere ricompensa.
che amor renda di pietra il cuor suo, e che amarlo dobbiate con la stessa passione del suo amore per voi, e a voi risponda con lo stesso disdegno. Io vi saluto, bella crudele. Com'è la vostra estrazione? Al mio destino è superiore, comunque di buon rango, sono un gentiluomo. Ma sono pronta a giurare che lo sei. Il tuo parlare, il viso, la persona, i tuoi modi, il tuo spirito rivelano un blasone a 5 campi. Piano, piano, non correre troppo, piano. Se solo colui fosse il suo padrone. Ma come dunque? In così breve tempo si può contrarre tale malattia? Ma credo che la grazia seducente di questo adolescente poco a poco si venga insinuando nei miei occhi con passo invisibile, furtivo. Bene, bene, così sia. Oilà, oilà, Malvolio, ricorrete l'ombroso messaggero, l'inviato del conte. Egli ha lasciato qui, questo anello. E pur se mio malgrado, ditegli che accettarlo io non voglio. Ditegli che non illuda il suo padrone, che false speranze non gli dia e che per lui io non sono. Se quel giovane domani qui farà ritorno, a lui io spiegherò le mie ragioni. Andate. Oh, non so che mi succede, ma ho timore di scoprire che i miei occhi abbiano mal guidato la mia mente. Dimostra, o sorte, ciò che tu puoi fare. A noi non spetta. Ciò che è destinato sarà, e così sia. Nessun... Beh, Grazie, vabbè. Malvolio. Nessun anello le lasciai? Cosa intende con ciò questa signora? Dio non voglia sia stata affascinata dal mio aspetto esteriore. Molto, molto a lungo attenta mi ha guardato a un punto tale, anzi, che gli occhi suoi hanno distratto la sua lingua. Infatti, a scatti mi parlava, quasi ad altro stesse pensando. Non vi è dubbio alcuno di me si è innamorata e con un'astuzia dettata dall'amore mi rivolge un chiaro invito tramite i servigi di questo grossolano messaggero. Dunque non accetta l'anello che le ha inviato il mio signore? Ma nessun anello mai le mandò. Sono io il prescelto. E se questo è il caso, come in effetti è, povera dama, meglio per lei sarebbe amare un sogno. Vedo che travestirsi è un grosso errore, un grossissimo errore, da cui vantaggio trae solo nemico astuto. Come assai facilmente un avvenente impostore può imprimere il sigillo entro il duttile cuore di una donna. La nostra debolezza, ahimè, ne è causa prima e non noi stesse. Poiché tali siamo fatte, tali siamo. E quale esito avrà questa faccenda? Teneramente l'ama il mio padrone ed io ad un tempo grottescamente, uomo e donna, con uguale passione amo lui. E lei, vittima di un inganno, ama me. E che ne verrà da tutto questo? Beh, speranza, come uomo non ho che il mio padrone mi ami, ma
Sono donna, triste giorno. E quanti disperati inutili sospiri dovrà esalare la misera Olivia. Tempo, sbroglia tu questa matassa, che troppo stretto è questo nodo, e scioglierlo non posso. Eccoci, qui. il bello della diretta. Eccoci qui con l'immagine di Olivia e Viola. Eccoci qua, bravissime, 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 grazie. Grazie, scusate per l'intromissione, è scattato un click che non volevo, però È il bello della diretta, Sì, Soli. va bene, Soli, non ti preoccupare. vorrà dire Comunque. che mi impegno più seriamente all'idea di metterla in scena. Direi che il tuo lavoro è già ottimo, dai. Non ti preoccupare. Comunque, ecco, per ritornare alla narrazione, come avete visto, Olivia proprio entra in calore quando vede Viola, fondamentalmente, quando vede Cesario. Esatto. Vedete che proprio, come tutti gli innamorati di Shakespeare, diventa completamente fuori di testa, perché come vedete tutti i vari innamorati di Shakespeare, se vedete il sogno, a un certo punto sono un po'... L'amore proprio ti porta fuori, che sia una pozione o che sia l'innamoramento, sono tutti un po' mezzi così, insomma, gli innamorati in Shakespeare. Esatto. E poi che cosa succede, Viola? Allora, vabbè, cerchiamo secondo me anche di essere abbastanza brevi. Succede che, ma allora c'è da dire una cosa prima che non abbiamo detto. Nella 12ª notte, come in tante opere di Shakespeare, che sono le commedie, quelle un po' quelle più divertenti, insomma, ci sono due trame che vengono rappresentate dai due ceti sociali, no, più importanti, che si incrociano. Quindi da un lato quella, diciamo, dei signori, che in questo caso abbiamo capito essere Viola, Olivia, Sebastian, il fratello di Viola, e Orsino, e dall'altra poi c'è tutto un gioco tra i servitori di Olivia. Adesso secondo me non ci soffermiamo a raccontare quello che succede, ma in sostanza Malvolio viene preso un po' sotto, come si dice, sotto tiro dai suoi colleghi nella casa di Olivia e viene usato come scherzo, appunto, per in sostanza loro fanno, Solimano, poi tu che l'hai interpretato magari ci fai un cenno, gli fanno uno scherzo, gli fanno capire che Olivia è innamorata di lui e praticamente c'è e lo costringono. Esatto, c'è questo grande equivoco, c'è una scena molto divertente dove lo costringono ad indossare delle calze gialle, se non ricordo male, con le giarrettere incrociate, perché lui crede che sia, come scrive Olivia, uno dei modi più sexy che lei trova negli uomini per indossare tale abito. E vabbè, e quindi c'è tutta questa trama parallela, che era molto importante all'epoca anche tenere questa doppia trama, il che spiega anche un po' il titolo Or What You Will, cioè o come lo volete, nel senso, siccome andavano a vederla sia gli aristocratici che il popolo, era bello che si incrociassero, no, personaggi anche di estrazione sociale diversa. E quindi diciamo c'è tutta questa cosa molto divertente. Poi invece per quanto riguarda la trama principale, all'inizio dell'atto successivo, che è poco dopo appunto questa scena, si scopre che Sebastian è vivo e Sebastian viene salvato con il suo migliore amico, che è Antonio. Anche qua ci sono stati molti studi nei quali, come dire, si ipotizzava un amore omosessuale molto forte tra i due. E Antonio, tra l'altro, si viene a scoprire poi nella trama che aveva rubato in una battaglia precedente a Cesario, quindi al duca di questa Illiria, dei soldi, e quindi lui ha paura di essere scoperto da questo Cesario.
Ovviamente poi qua scattano tutti gli equivoci del caso. Nel momento in cui Olivia conosce Sebastian, si dichiara lui, nonostante Cesario, quindi Viola, prima l'avesse rifiutata, Sebastian accetta le sue avance e addirittura si sposano, quindi c'è questo matrimonio in segreto, diciamo consumato, fatto molto velocemente, che poi innesca di nuovo tutta una serie di equivoci. Quindi quando Viola, travestita da Cesario, vede Olivia crede che sia suo marito, ma lei non lo riconosce. E adesso secondo me non stiamo, vero Solimano, a raccontare tutto, però è la classica commedia degli equivoci. Quello che un po' ci interessava per questi personaggi è questo grande equivoco che è quello che viene provocato dal travestimento. Come dicevamo prima, è molto importante anche il fatto che siano poi degli uomini, no? Interpretare a loro volta dei personaggi donna, e che vengano messi in scena anche come dire, tranquillamente, ma senza neanche troppe censure, tutto quello che sono anche gli amori omosessuali. In questa commedia sono molto presenti, no? Quindi non si sa quanto Olivia anche sia innamorata della parte femminile di Viola, no? E di Cesario, che è molto interessante, perché sicuramente se lei si infatua, ci dicevamo io e Giulia studiando i personaggi, che comunque c'è una grande carica sessuale, ma probabilmente Olivia vede in Viola tutte le debolezze delle donne, no? E anche come Viola parla dell'amore, parla da un punto di vista femminile, non da un punto di vista maschile. Ci prova, ma con scarsi risultati. No, poi sicuramente anche il sovrapporsi di ruoli, il fatto che un maschio interpreta una donna che si traveste da maschio, diventa un gioco divertentissimo sicuramente per il pubblico di allora, ma anche per il pubblico di adesso. Certo. La sfida credo che sia proprio quello di raccontare questa ambivalenza dell'uomo, questa contemporanea presenza della parte maschile e femminile che si incrociano, anche perché l'anno di composizione di quest'opera è 1608, mi pare, vero? Prima, sì, i primi anni del 1600. Comunque primi anni del 1600. Sì, le scritte anche a cavallo tra tragedie più importanti. Diciamo che a differenza di altre commedie che sono state scritte ravvicinate l'una con l'altra, questa è stata scritta proprio tra due tragedie, quindi vabbè, insomma, diciamo che appunto, infatti si dice che questo titolo, o What You Will, era come dire, vabbè, Shakespeare è come se avesse fatto una dichiarazione al pubblico, cioè vi faccio quello che volete, no? Quello che esatto, vuoi. Esatto. Perché poi come oggi, no? L'esigenza di mettere anche in scena non solo quello che magari piace a noi operatori del settore, ma anche quello che era gradito al pubblico, era fondamentale per sopravvivere, no? Quindi è molto attuale. Infatti questa va a finire un po' come Il Sogno, nel senso che esatto. due si sposano per amore, due si sposano perché sono lì. Esatto. No? Orsino alla fine sposa Viola, non è un matrimonio d'amore, è un matrimonio per ristabilire l'equilibrio, così come Olivia ha il risveglio sessuale come ha Titania. Esatto. No? Interessante. Ed è interessante il fatto che sia proprio una donna che può svegliarla, perché è molto bella la parte del linguaggio. Anna appunto ci è passata un momento sopra dicendo questa cosa che perché Viola riesce dove altri non sono riusciti? Perché parlano esattamente la stessa lingua. Allora, dove ti sento simile, c'è questa bellissima... E come mi ama? Solo una donna ti può spiegare esattamente quello che prova, no? In tutti quei dettagli. È presente le donne quando arrivano a quei dettagli? Tu dici, ma come fai a provare tutte queste cose insieme, no? Ed è proprio perché parlano esattamente lo stesso linguaggio. Così io vedo veramente tanti specchi con Il Sogno, sia per la fine, sia per il risveglio di una dea, di una femminilità che è, da una parte, è totalmente mamma, come nel caso di Titania, no? Che è tutta mamma e non è più amante, non è più la dea florida. E Olivia, che è la terza faccia della femminilità, in questo momento è in lutto, quindi è la vecchia, che ritornano entrambe a essere le vergini in calore. Poi l'ultimo tema... Interessante, scusa, ti interrompo, interessante pensare che tutto parte da un naufragio, cioè arriva un elemento deflagrante che
azzera completamente quello che ti sei costruito, no? Le ricchezze, gli averi, tutto viene abbattuto e c'è l'approdo in una nuova isola. Ed è, oddio, io vi ringrazio perché aver scelto questo tema in questo periodo è interessante, no? Un naufragio che ci ha abbassato tutti a un livello in cui non ci sono certezze, quello che è costruito temporaneamente è sospeso, soprattutto nel nostro settore, nel settore artistico. E è interessante come si reinventa, no? E si recuperano poi la propria personalità, la propria forza. Infatti, Soli, se pensi, no, l'ultima, mi pare che sia proprio l'ultima cosa scritta da Shakespeare, che è stata La Tempesta, no? Inizia esattamente così, cioè riprende il naufragio e quindi chiaramente Shakespeare è già più vecchio, è più maturo, riprende un po' tutti i temi, però questo è probabilmente l'ha raccolto, no? Cioè questa cosa, no? Questa situazione che ci mette tutti un po' sullo stesso piano e con la possibilità di vedere il mondo magari in abiti diversi o con occhi diversi. Assolutamente. Bene, dai, io direi che siamo abbastanza in conclusione. Diamo appuntamento a domani, stavo cercando di sbirciare, ma mi è venuto in mente As You Like It, altra commedia molto divertente, particolare. Saranno Andrea Manganotto e Giulia Bisinella a raccontarcela, sempre alle 19, Non sempre sui perdetevi. social di Casa Shakespeare. Assolutamente. Intanto grazie Giulia, grazie Anna di essere stati con noi e di averci fatto vivere questo incontro maschil-femminile. Grazie. Grazie a tutti. Allora l'appuntamento è per domani, naturalmente alle ore 19. Ciao. Ciao, scusate, volevo mettere il primo piano. Ciao Giulia. Ciao Anna. Vi saluto anch'io. Ciao, arrivederci. A domani. Ore 19. Io resto a casa. Shakespeare.